Finisce in parità il big match tra la seconda e la prima del girone B di Under 19, ovvero tra Vigor Perconti e Savio. Prima chance per gli ospiti con il triplo tentativo di Bardi. L'ultimo trova una deviazione, il pallone che esce di poco fuori. Al 15esimo Cascioli, panetta ancora per Cascioli fino in fondo, calcia ma il suo diagonale termina di poco a lato. Al 27esimo arriva il corner per la Vigor Perconti, il destro di Proromo, il tocco di braccio di Cialini, primo calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. De Angelis contro Pellegrino, segna De Angelis e mette dentro il suo 24esimo centro stagionale. Passano pochi minuti che il numero 10 di casa ha un'altra chance, sfreccia sulla corsia mancina a duello con l'avversario, finta, ovvero la prima, poi la seconda, toglie il pallone all'ultimo al difensore, poi calcia alto. Poco prima del duplice fischio, qui Gaglione va a terra sul contrasto con Zembi fino in fondo, il numero 11, diagonale che termina di poco fuori. Nel secondo tempo Baldari, primo dribbling secco, poi sfonda sull'alto destro, tiro cross, palla fuori. Al 9° minuto, presunto fallo di Proromo ai danni di Betti e l'arbitro fischia il secondo rigore della giornata. Questa volta dall'altra parte Mantovani contro Eliseo vince il centrale del Savio, mette in porta il suo 11° gol in campionato. La reazione della Vigor non tarda, calcio di punizione di Russo. Arriva il suo mancino dentro l'area, una serie di rimpalli, poi Santoro colpisce il palo e il Savio si salva. Cascioli in campo aperto, punta l'avversario, tunnel, punta il secondo, gliela sposta all'ultimo e poi con il mancino trova pronte le mani di Pellegrino. Mantovani ancora in zona offensiva, vince il contrasto con l'avversario, poi arriva fino in fondo, mette dentro Pizzelli, non riesce ad indirizzare il pallone in porta e poi l'ultima chance è per il Savio. Zembi all'indietro per Bardi che non calcia benissimo. Finisce dunque in parità il big match dell'Under 19 del girone B.